grande serata partecipativa che ha visto un magnifico spettacolo che ci ha raccontato dell'emigrazione che è stata dopo l'annessione all'Italia, che ha visto milioni di veneti partire per l'estero. Noi come associazione continuiamo a lavorare per questo ponte tra il Veneto e le nostre comunità. Siamo partiti col nostro onore, 36 giorni di macchina e vapore, e nell'America noi siamo arrivati. Compito degli agenti per l'emigrazione era quello di assoldare manodopera bracciantile agricola in Italia e spedirla verso le Pampas argentine, il Mato brasiliano, l'Australia. Ho un lavoro difficile, eh? Perché la devi convincere la gente a fare un passo così importante. Devi sapere indorare un pochettino la pillola, devi saper fare delle promesse. E loro promettevano territori vergini, sconfinati, liberi per tutti, promettevano una fertilità come qui non s'era mai vista, pomi come meoni, arrivavano perfino a promettere la proprietà dei terreni. La proprietà dei terreni a gente che fino al giorno prima ma non gli era mai passato nemmeno per l'anticamera del cervello di poter un giorno o l'altro pissar sul so prima di morire. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un mazzolino di fiori. È una tragedia che per tanto tempo la necessità sconta e che adesso, anche grazie a iniziative come questa, grazie a iniziative di associazioni e di tanta altra brava gente, la sta avendo avanti questo processo di riappropriazione, perché come veneti non abbiamo niente da vergognarsi, anzi abbiamo da essere orgogliosi di quello che la nostra gente che ha fatto in giro per il mondo, orgogliosi e che abbiamo sempre da ricordarsi del sacrificio dei fradei veneti. Dagli anni 70, dagli anni 80 in particolare dell'Ottocento, fino alla Prima Guerra Mondiale, ci fu la prima grande ondata migratoria, non solo dei veneti che si erano uniti all'Italia nel 1866, ma un po' da tutta l'Italia, nord, centro, sud e isole. E tanti sono quelli che se ne vanno via, Tanti sono quelli che se ne vanno via. Noi adesso stiamo parlando del Veneto perché abbiamo deciso che parliamo del Veneto, ma sapete quanti italiani se ne sono andati tra il 1876 e il 1914? 14 milioni! Sì, avete capito bene, 14 milioni di italiani se ne sono andati via in quei 40 anni. Una emorragia! E il Veneto ha partecipato a questa emorragia con 1.800.000 globuli rossi. I numeri che ha ricordato Pinafo sono importanti perché se il Friuli ha dato 1.400.000 emigranti e il Veneto 1.800.000, chi ha dato la percentuale maggiore è stata anche la montagna veneta, insieme anche a quella trentina che allora non godeva dell'autonomia speciale. È uno spettacolo che si inserisce anche nell'attività che stiamo facendo insieme a Aldo Rozzi Marin all'interno delle associazioni venete per far sì che nel mondo della scuola si insegni la storia dell'emigrazione. L'America è lunga e è larga, è circondata dai monti e dai piani, e con l'industria dei nostri italiani abbiamo formato paesi e città. Queste persone che partivano portano avanti non solo la nostra lingua ma anche le nostre tradizioni, il nostro modo di essere, le nostre feste
e la nostra religione e anche, diciamo, il nostro modo di mangiare e le nostre tradizioni anche culinarie. Ho avuto la fortuna di conoscere Veneti nel mondo qualche anno fa e con Aldo Rozzi Marin sono stato in Sud America e ho potuto apprezzare il sentimento vero che i nostri connazionali e corregionali che sono al di là del Fosso Grando nutrono per questa nostra terra. Questo spettacolo va a parlare di noi, della nostra storia, di un capitolo della nostra storia che ancora deve essere scoperto, rivisto e rivissuto. Abbiamo tutti un parente più o meno lontano che è emigrato nel mondo e dietro questa emigrazione ci sono molti perché, ci sono molte cause. Queste cause vanno riviste e riscoperte anche alla luce un po' di quelle che sono le testimonianze che ci continuano ad arrivare da sud del Brasile, dall'Argentina, dall'Australia, da tantissimi posti al mondo dove i veneti si sono insediati. I veneti sono arrivati, si sono rimboccati le maniche e hanno portato prosperità, hanno portato il loro lavoro, hanno portato la loro voglia di vivere e di fare. E insieme hanno portato la loro cultura e con la loro cultura la nostra lingua veneta. Per esempio stasera durante questo bellissimo spettacolo si è parlato del Talian, che è stato riconosciuto qualche anno fa come patrimonio linguistico, patrimonio immateriale dello Stato del Brasile. Preghemo. Signor, noi altri siamo qua, tutti contenti insieme. Parlo d'arte volentieri e ringraziarte, perché te mi hai sempre dato salute, pace e amore in famiglia e la concordia coi vicini e amici. Te ringraziamo perché te hai assistito ai nostri genitori quando si vegnesti in qua dall'Italia. Iuri gli ha dato la sua vita per tutti noi altri. E ora ti dimandemo che dopo de tanti lavori e soffrimenti te che dai il paradiso e a tutti noi altri la forza della fede e dell'amore. Te lo dimandemo, Pupà, per Gesù Cristo, che è sempre vivo insieme con te e con Spirito Santo. Così sia. Io sono Alberto Medacostella, vengo dalla Sardegna. La serata è stata fantastica, un monologo che è interpretato benissimo, per circa un'ora e mezzo, non è da tutti. Questa sera abbiamo ricordato quella vecchia emigrazione, purtroppo la nuova emigrazione e abbiamo reso omaggio alle nostre comunità venete all'estero e ai nostri circoli di veneti nel mondo all'estero. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un mazzolino di fiori.